Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel diario del Marietto Veneziano e anche su di Facebook chiaramente e anche nel tubo, perché questo sonoro sarà praticamente rimesso anche nel tubo con magari dei viaggi o delle snorcherate del vostro Marietto Veneziano. Oggi vorrei parlarvi un po' di quando si inizia a capire l'importanza delle protezioni. Ci sono alcune persone che partono in quinta e vogliono, ciao Lara, grazie di esserti unita. Senti se si sente bene e avvisami se magari c'è qualche problema di suono. Perché succede spesso che quando uno incomincia a capire il valore delle protezioni, incomincia a proteggere tutti. E purtroppo alcune volte, capite, si mette sotto le protezioni delle persone che magari in futuro potrebbero crearci i problemi, perché magari per un periodo della propria vita si pensava in determinato modo, si crea questo clan e poi volere o volare si incomincia a mettere sotto protezione cani e porci e questo chiaramente ci porterà sicuramente in futuro delle problematiche, perché se ad esempio noi ci mettiamo sotto la protezione per tagliare legamenti perniciosi e prima magari abbiamo messo sotto la protezione un tizio, certo uno potrà dirmi è karmico, questo può essere anche vero, però quindi bisogna sempre, grazie Lara, sempre essere un pochettino non egoisti ma guardinghi, cioè bisogna sempre avere l'occhio vispo e cercare di capire chi merita di essere protetto o meno, no? Chi ha letto il mago Frabato sapeva che alcuni gruppi, alcune logge isteriche fanno dei riti propiziatori lunghi, importanti ogni anno proprio per rinforzare la loro egregora. Ma chi si avvicina le prime volte alla radionica, all'esoterismo in generale, ma soprattutto alla radionica, perché fare protezioni è semplice, radioniche chiaramente, basta conoscere il circuito giusto. Quindi bisogna sempre stare un pochettino sul chi va là, perché per esperienza personale ho conosciuto gente a cui avevo avvisato, guarda che se fai così, sto parlando di 10-15 anni fa, perché ho persone che seguo da 20-30 anni, no? E magari un po' ingenui, un po', sapete, presi dal senso della croce rossina, presi dal senso, ma sì, un bravo ragazzo, di qua di là. Ma col pendolino si vedeva già che era un occhio vispo. E quindi bisogna sempre stare attenti. Vi faccio degli esempi, no? Se voi controllate una persona a livello di Bobis, questa persona è, faccio degli esempi, ciao Sara, ciao Simonetta, ciao Sara, grazie. Se voi vedete che voi o quella persona è un 9.000, un 10.000, un 11.000 Bovis, no? E quell'altra persona è molto più bassa, sotto i 6.000, è vero che ci può essere tantissimo affetto, magari tantissimi interessi comuni, però sono due anime che avranno sicuramente due percorsi differenti. Poi è chiaro che ci può essere quello che è sotto perché in quel momento della vita ha una patologia, ma diciamo che voi analizzate l'anima, non il corpo eterico come fisico, come malattia, no? E voi vedete che una persona come anima è 9.000 e l'altra magari come corpo eterico, come anima, come valore dell'anima è un 4.000, un 5.000. Chiaro che già da lì c'è un piccolo campanello d'allarme, anche se magari sembra che facciano insieme tutte le cose di questo mondo, no? Quindi bisogna sempre, in un certo senso, essere un po' egoisti, cercare di vedere un po' più in là di quello che sembrano le apparenze, perché se poi mettete voi stessi o chi volete bene, i vostri figli sotto i circuiti di protezione, chiaramente questi circuiti faranno il loro lavoro, perché chiaramente cercheranno di farvi andare a scivolare il karma nel modo migliore, no? Perché capita, come capitava 20 anni fa, 30 anni fa,
faccio degli esempi, che si parte in quinta, no? Col sentimento della croce rossina, sapete, Madre Teresa di Calcutta, adesso che conosco salvo tutti, ma ognuno poi ha il suo karma, no? Ce la sa. Quindi capite che molte volte bisogna sempre stare con un occhio vispo e cercare di non proteggere chi magari in un futuro, quando si attiveranno quei circuiti che taglieranno questi legami perniciosi, che magari uno è cieco non li vede, vi troverete magari in casa quello che pensavate che era un amico, perché magari aveva sul racconto la peggiore serpe che si poteva incontrare. Mi è già capitato anche 5-6 anni fa di vedere persone che andavano pappa e ciccia, poi uno si è svegliato perché era suo karma e ha cominciato a vedere l'altra persona con degli occhi diversi, purtroppo l'aveva super protetto e quindi capirete che fatica a toglierselo di torno. Quindi è importante anche questo, valutare bene chi si vuole aiutare, proprio perché sapete la legge del vogliamoci tutti bene, siamo tutti fratelli, siamo tutti uno, sì vabbè, dall'altra parte ci sono altre leggi, ma in questo mondo, come diceva il capitano degli Alpini, c'è la vita, no? E la vita comporta anche di fare delle scelte, belle o brutte, poi questo lo sapremo. Quindi capita alcune volte di dover fare delle scelte importanti che chiaramente sembrano poco simpatiche all'inizio, ma che poi porteranno frutto, no? Quindi questo è un primo step di stamattina per dirvi che se adesso magari avete scaricato il sito del capitano.altervista.org dei circuiti radiologici che funzionano, dovete sempre avere un po' un occhio attento su chi volete proteggere, no? Perché se proteggete un 4000 non è che lui diventa un stinco di santo, come non diventa un stinco di santo se questa persona un giorno morirà e andrà dall'altra parte. Cioè se uno è un asino da questa parte sarà un asino anche dall'altra parte. Parlo sempre di persone che non sono malate, perché poi è chiaro che ci sono persone che hanno delle patologie in corso, il corpo eterico si abbassa a livello vibrazionale, ma quello è un altro discorso, Però ci potrebbero essere persone che a livello animico sono proprio basse e quindi hanno questo karma da fare, che certamente non glielo togliete se li proteggete, anzi li rinforzate e via dicendo. Io conosco un tizio, ad esempio, che è una nullità, purtroppo nella vita prima ha sofferto molto e in questa vita qualsiasi cosa che tocca diventa oro, cioè non ha nessun tipo di qualità, fa solo disastri, ma in questa vita qualsiasi cosa che tocca diventa oro per il semplice fatto che il suo karma. Chiaro che nella prossima vita andrà nel paradiso di Bristago, ma in questa vita fa un sacco di danni. Quindi è chiaro che certi personaggi, anche se sembrano benedetti e Padre Eterno, sono solamente nell'anticamera del paradiso di Bristago, no? Si stanno costruendo un inferno su questa terra. Anche se purtroppo qualsiasi cosa che loro fanno si materializza in progetti faraonici, no? E riescono. Infatti chiunque parla con loro dice: ma come caspita fa questo tizio? Eppure è il loro karma, no? Quindi non si può fare niente. E invece conosco gente che ha tutte le qualità per fare grandi cose, purtroppo il loro karma li rilega in seconda battuta, no? Chiaramente la prossima vita avranno una vita molto performanti, chiaramente poi devono gestirsela bene, perché io conosco una persona che è nata con 14.200 bovis. Ciao Maurizio, grazie di essere qui nel diario del Mariato Veneziano. Conosco una professoressa di scuole speciali che è nata con 14.000 bovis, sapete, era un po' materialista, si è sposato uno con pieno di soldi, un architetto, per non farlo scappare ha fatto 5 figli. Però purtroppo l'amore per la materia ha fatto in modo che incontrasse il Dante e adesso è giù 2500 bovis e di là ci sono altre leggi e quindi capite che a 2500 bovis andarsene dall'altra parte si stacca il biglietto per il basso astrale, no? Quindi anche nascere con tantissimi bovis non è una sicurezza matematica
che è vero, l'investimento c'è, avete magari sofferto una vita precedente, che però bisogna dire anche un'altra cosa, che nella vita precedente il 99% della popolazione soffriva, no? Quindi diciamo che il 99% di quelli che sono in questo periodo storico e camminano su questo pianeta nell'altra vita hanno sofferto grandemente. C'erano altre leggi, c'erano altre dinamiche e quindi è chiaro che quelli che nascono qui e qualsiasi cosa che toccano diventa oro, non credo che sia proprio una benedizione, no? Proprio perché tutti anche gli altri che non hanno una vita agiata hanno sofferto, no? Quindi diciamo che è una prova. Da piccolino a me i cabalisti mi avevano fatto vedere che erano loro che sceglievano chi diventava avvocato di qua, di là, a destra e a sinistra. Cioè non è che gli davano la forza di diventare cattivi, ma gli davano la grazia di assaporare un po' il successo. Poi è chiaro che queste persone qui un po' prese la materialità, perché ci sono avvocati bravissimi di cuore, ci sono anche persone che hanno raggiunto successo e stanno coi piedi per terra, ma c'è una grande fetta che pensa che quello che sono riusciti a raggiungere è perché loro sono più bravi, belli, intelligenti degli altri. Nella realtà alcune volte è proprio una condanna al basso astrale, no? Però, come diceva Osho, il peccato originale è l'ignoranza, no? Quindi lo step di oggi cos'è? Quando voi incominciate a scaricare questi circuiti, quando voi incominciate a capire la potenzialità di questi circuiti, l'ideale sarebbe sempre valutare bene chi incominciate a proteggere. Chiaro che io propongo sempre di darli a tutti, perché se sta bene il vostro vicino, state bene anche voi. Però ci sono dei casi che quando voi proteggete soprattutto uno che vi sta troppo vicino e poi un indomani, proprio per la differenza di Bovis, potrebbe essere il Caino di turno, no? E quindi bisogna sempre stare un pochettino sul chi vive, no? Perché magari in questo momento storico si hanno degli interessi comuni e poi dopo a un certo punto l'anima si stacca, nel senso evolve e ci si rende conto che quello che era un amico per la pelle ieri, oggi magari è il peggior nemico, no? E adesso vi voglio fare 2 racconti veloci di quando, ad esempio, sono piccolezze, no? Ma per farvi capire che certi, non legami, ma certe amicizie, certe unioni durano anche quando la persona se n'è andata, no? Ho già fatto delle pillole al riguardo. Ciao Sabrina, grazie di esserti unita agli Armandetto Vincent. Il primo racconto un po' così era quando avevo 14 anni, quindi più di 42 anni fa. Ero in un paese che si chiama Sestola, in Italia, sotto il Monte Cimone, ed ero andato in una sala giochi. Ero andato in una sala giochi che non c'era nessuno, no? Ero senza un soldo perché speravo di incontrare e giocare a qualcuno a ping pong e visto che ero bravo a giocare a ping pong, dicevo sempre chi perde paga. Io ero andato lì senza un soldo. Ciao Paola, grazie di esserti unita nel giardinetto. Ero andato a aspettare qualcuno che giocava, era sera, era estate perché eravamo in vacanza e non arrivava nessuno. Dopo un po' arrivano 3 persone anziane, mi dicevano che sono venute lì, mi hanno parlato, mi hanno detto adesso arriverà uno, tu devi pensare sempre bene quando arriva questa persona, è una persona molto importante, mi raccomando pensa bene. Era poi il capitano degli Alpini di Torino, che era chiaramente un po' vecchiotto, no? Allora ci siamo messi a giocare a ping pong e lui mi ha detto senti non fare colpi un po' strani, chi perde paga perché ho mal di schiena. Insomma ci siamo messi a giocare a ping pong e io certamente non volevo pagare, no? Poi loro, non lo sapete, tutti ben vestiti, insomma, era gente che mi guardava come se fossi un extraterrestre, perché il capitano degli Alpini di Torino gli aveva detto certe cose del mio futuro. Guardate, dalla favola, la faccio corta, certo io facevo certi colpi, lui si allungava il braccio di 2 metri e prendeva certi colpi che era impossibile prendere. Io ero lì come gli occhi, come un lampione, vedevo certe cose e dicevo cos'è, un extraterrestre. Morale della favola, io vinco, mi fa vincere
E cosa succede? Succede che non mi dai 100 lire per pagare ping pong. Se ne vanno e io sono rimasto con il moscerino, come si dice, con il fiammifero acceso. Dico, adesso come faccio a pagare sto noleggio del campo da ping pong? Loro scendono le scale perché era un locale in salita, cioè su un pianerottolo vicino alle scale, e se ne vanno, no? Io per pudore non gli ho detto, perché è una persona anziana, guarda che tu che lei a pagare perché ho vinto io, no? Ero timoroso, non sapevo più come pagare. A un certo punto sento, visto che il pavimento era di marmo, sento qualcosa tintinnare per terra e vedo che erano le 100 lire. E allora avevo capito che il capitano degli Alpini di Torino gli aveva dato un segno, no? Che lui c'era, che non si era dimenticato di pagare, che aveva perso, no? Lui era venuto a trovarmi più che altro per dirmi delle cose del mio futuro che avremmo fatto sì. E lì ho visto che c'era un ricordo, no? Lui si è ricordato di certe cose. Passano gli anni, io adesso avevo dei figli, facendo degli sport, soprattutto uno, e quindi io aspettavo su una pista d'aerei, camminavo, una pista d'aerei in disuso, camminavo. Buongiorno Cristina, grazie di essere in italiano. Io camminavo su questa pista ed ero chiaramente, come vi ho spiegato, sempre a bolletta, no? Mio figlio faceva questo sport, aspettavo che iniziasse la partita, guardo nell'aria, nell'orizzonte, pensando al mio futuro, vedo qualcosa di scintillare a circa 2 metri di altezza, dico ma cosa caspita sta piovendo? Vado a vedere e nel raggio di qualche metro c'erano dei soldi e ho subito pensato al capitano degli Alpini di Torino, che non si era dimenticato del suo marietto. Passano gli anni e praticamente succede una cosa con una zucca, che ho già fatto un video, praticamente mi è ricomparsa una zucca di 26 kg, no? Quindi questi sono segnali che quando viene fatto qualcosa, sia a livello magico sia a livello radionico, la cosa esiste. A livello radionico, se voi proteggete chiunque, lui sarà sempre protetto, anche se non vi vede, come si dice, solo non la vede e non ci crede. Il bello della radionica è che funziona anche se voi non ci credete. Ciao Angela, grazie di esserti unita. Quindi questo per dire state attenti, vi proteggete. Quando voi proteggete qualcuno con la radionica, ricordatevi che se anche non ci crede, lui è protetto. Ricordatevi che se vi mettete sotto quei circuiti che servono per tagliare i legami perniciosi, magari voi in questo momento storico siete amici o amiche o amico di una persona che credete il vostro partner nella vita, e poi questi circuiti lavorano perché sanno che la vostra anima gemella è da un'altra parte, no? Oppure, insomma, il tema di questo pillola è questo, no? Perché capita spesso che delle persone magari ingenuamente o prese da un po' dallo spirito della Madre Teresa di Calcutta vogliono salvare il mondo e quindi fanno magari un passo ingenuo, no? Cercano di salvare magari qualcuno che gli sta accanto, ma che in futuro potrebbe essere. Quindi il mio consiglio cos'è? Scaricare i circuiti e attivarli, ma attivarli con discernimento, no? E poi aver pazienza che anche se non ci credete, gli funzionano. Cioè, io ho attivato i circuiti, ad esempio, quando pesavo 110 kg, un esempio, 115 anche, avevo attivato i circuiti per dimagrire, dopo 1 anno e mezzo non avevano mai funzionato, a un certo punto ho perso 40-50 kg, no? E però adesso i tempi fanno capire che è meglio mettere su qualche chiletto per avere energia per superare i prossimi colpi di tosse che ci saranno, no? Quindi l'importante è attivarli, no? Dimenticarli, come ho fatto, come detto ieri nell'altra pillola, metterli magari sopra l'armadio, dimenticarseli di averli attivati e poi di lasciarli lavorare, loro funzionano sempre. La cosa principale è la croce cosmica, l'Apollonius e poi quello per tagliare i legami, no? Bene cari amici,
grazie di avermi seguito fino a qui. Oh, speriamo che mi cada ancora qualche soldino, no? Perché poi, tra l'altro, quei soldini che mi erano caduti ho offerto il caffè a un genitore che mi offriva sempre lui il caffè, ma visto che io sono sempre sgranato, sapete, no? Quando becco il Dante me ne faccio sempre offrire da lui, quel giorno, no? Come al solito, invece non come al solito, quel giorno come al solito ho offerto io a quel genitore un macchiato e roba del genere. Ecco, tutti 7-8 euro si può dire, no? Nel nulla, no? Quindi il capitano delle Alpini non si è dimenticato del suo marietto, come non si era dimenticato quando avevo 14 anni di pagare il ping pong. Certo, è magia quella, non è radionica, ma la radionica in fondo muove sempre robe eteriche. E quindi se non si vede fisicamente, però si vedono gli effetti sul campo. Allora, Paola, hai fatto una bella domanda. Qual è il circuito radionico? Ce ne sono parecchi, ma più che per dimagrire, Paola, ha fatto una bellissima domanda. Non è per dimagrire, ma per riallineare il peso, la massa corporea, no? Allora, generalmente la gente pensa che riallineare la massa corporea è dimagrire, no? Allora, sembra complicata la cosa, no? Perché uno dice, perché nella realtà esistono 3 tipologie fisse di, come si suol dire, di corporature, no? Ci sono i mesomorfi, gli endomorfi e un'altra tipologia, no? Quindi una persona quando nasce con un determinato tipo di corpo non è che può diventare anoressico se è una persona che ha nel DNA quella possibilità di sopravvivere alle crisi alimentari, no? Infatti noi viviamo in un'era che la gente fa fatica a dimagrire perché basta che mangi poco e riesce a immagazzinare tanto, no? Queste sono quelle persone che a livello genetico nelle varie crisi alimentari del 1700 e del 1300 sono riuscite a sopravvivere, no? Il problema è che adesso qui c'è troppa abbondanza e quindi qualsiasi cosa mangi accumula subito queste cellule, che adesso le chiamiamo grasso, che in questa società i grassi hanno perso un po', come si suol dire, la qualità di essere belli, no? E sembrano che siano brutti, no? Perché sapete, di solito sono sempre quelli che sono di meno che fanno la differenza. Mi spiego. Se non ci fossero i grassi non si saprebbe che esistono i magri e viceversa in questa società, no? Quindi se una persona ha un corpo che è destinato a mettere su energia, che comunemente viene detto grasso, sovrappeso, anche se lo si mette in un circuito per dimagrire, lui riuscirà sempre al massimo a scendere al suo peso forma, però sempre rapportato anche nella condizione sociale in cui si trova. Mi spiego, se il corpo, se il circuito si rende conto che sta per arrivare una guerra e lui deve anche scappare, no? Certamente non lo farà diventare un Biafra, una persona anoressica, lo porterà in una condizione fisica che lo aiuterà in quel determinato momento storico della vita. Ad esempio, come è successo a me, io ero 110 kg, a un certo punto, dopo 1 anno e mezzo, il circuito mi ha dato quella spinterella che mi ha aiutato a ritornare in forma, perché in quel determinato periodo storico della mia vita avevo bisogno di essere leggero. Quindi il circuito lavora in simbiosi con noi. Certo che noi abbiamo i parametri di questa società, diciamo il magro è bello, il magro sta bene di qua, di là, a destra e a sinistra. Però ci sono dei momenti in cui magari avere qualche chilo in più, soprattutto adesso, potrebbe aiutare, no? Chiaro che poi uno dice, se io sono magro vivo meglio, mi allaccio meglio le scarpe, questo è anche vero, indubbiamente un po' del nostro ce lo dobbiamo mettere. Però il circuito in sé riallinea il peso corporeo, quindi se una persona a un certo punto della sua vita ha bisogno di essere pesante, infatti a me ci ha messo 1 anno e mezzo
a iniziare a lavorare. Perché? Perché purtroppo in quel momento lì molto probabilmente si era accorto che io dovevo ancora restare un po' pesantuccio. Però alla fine quando iniziano a lavorare funzionano, no? Ce ne sono parecchi, ci sono alcuni che si cerca con numeri busby, li faccio io particolarmente, però se una persona ha quel karma, no? Perché magari il peso lo deve difendere, chiaramente potrete fare quello che volete, potrete anche non mangiare e che non scendete, non ci sono santi che tengono. Quindi non è per dimagrire che è sbagliato, ma per riallineare il peso corporeo al momento storico in cui lui si trova. Ipotizzate che uno vive con un marito che gli rompe l'anima tutti i santi giorni, è chiaro che una persona per difendersi, per alleggerire i nervi, trova un rifugio nel cibo, capite? Cioè, chiaro che non è giusto, no? Però il problema non è il cibo, ma è il marito che magari bisognerebbe dargli una raddrizzatina. Quindi il circuito fa la sua parte e non fa dimagrire, ho sbagliato io, fa riallineare la massa corporea nel momento del bisogno. Poi è chiaro che poi io quando facevo dimagrire le persone, ci sono state molte persone che avendo un aspetto diverso hanno trovato un nuovo compagno, una nuova vita e magari si sono trovate meglio, ma erano anche tempi storici diversi, sto parlando di 10-15 anni fa. Oggigiorno invece avere qualche chilo in più dal mio punto di vista, anche a livello così di quello che ci sta arrivando, e lo avete visto col lockdown, no? Cioè non sono chiacchiere, lì avete visto che insomma avere un pochettino di riserva alimentare nel corpo, se le cose sarebbero peggiorate per le persone sarebbe stato un aiuto, no? Poter in un certo senso avere qualche chilo di riserva in più di energia. Quindi non è che bisogna incominciare a sperare di dimagrire per essere belli, perché poi magari dopo ci hanno sbalzi di umore, nervi, le tossine circolano e vanno nel cervello e quindi si attivano altre patologie. Quindi riallineare il peso nel modo corretto. Quindi una persona può mettersi dentro il circuito per riallineare il peso e il circuito non lo fa scendere di 1 grammo per 1 anno, come è successo a me, anche 1 anno e mezzo. In quel momento lì non ne avevo bisogno di perdere, quando ho avuto bisogno realmente di perdere, pom! In un altro anno ho perso quei 40-50 kg. C'era gente che mi diceva voglio dimagrire come te, ma gli dicevo guarda, non è il momento, non è per te, per il semplice fatto. Oppure magari il circuito lo attivate, ci metterà 2-3 anni, ma alla fine funziona, come ho detto, che funzionano tutti gli altri circuiti. Solo che se in quel determinato periodo storico voi siete... Detto questo, il vostro marito prende l'occasione per salutarmi alla prossima, perché penso di aver detto tutto. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!